Bene signori, siamo direttamente a casa di Emilio Missuto per fare una replica, perché mi sono preso gli appunti, per fare una replica di un video di Videolina. È un sito Videolina, non è un prodotto, che il vice sindaco di Sant'Adi ha detto una cosa che Emilio dice non è esattamente così, che praticamente il sindaco dice gli aveva fatto un'offerta, loro hanno rifiutato e il sindaco l'ha messo, il vice sindaco l'ha messo come dire: che volete, noi ve li volevamo dare i soldi e voi non l'avete voluti. Il comune di Sant'Adi ha provveduto a pagare all'imprenditore già 2 saldi dell'importo totale per 600.000 euro più IVA, e rimarrebbero da pagare circa 120.000 euro più IVA che il comune di Sant'Adi ha offerto alla COSEI SRL per chiudere la causa. La COSEI ha deciso invece di mandare avanti la causa, quindi rinunciando a tale importo. E ora ci spiega che cos'è questa cosa il nostro amico Emilio Missuto. Innanzitutto vorrei dire che la mia protesta merita rispetto. Il comportamento che ha assunto il comune nei confronti dell'azienda che rappresentavo è stato un comportamento di chiusura e mai aperto. Non c'è nessuno in Italia che rifiuta dei soldi, erano solo dei ricatti dati per accettare. Non è possibile che a fronte di 1 milione di euro si faccia una proposta di 120.000 euro. Chi sente la registrazione di Videolina, andata su Videolina, pensa che il debito che il comune ha nei confronti dell'azienda che rappresentavo è di 120.000 euro. No, signori miei, noi abbiamo effettuato lavori per circa 1.700.000 e passa mila euro. 600.000 euro sono quelli dati in acconto. C'è la differenza che si aggira circa 1 milione di euro che deve essere riconosciuto all'azienda che rappresentavo. Qualsiasi somma data all'azienda va riconosciuto secondo il codice dei lavori pubblici, gli interessi legali, moratori anatocistici e compreso di rivalutazione monetaria, perché l'azienda che rappresentava il denaro l'ha acquistato presso le banche e alle banche deve dare naturalmente il giusto interesse. Questa cosa dell'acconto sarebbe come, tu poi mi dici se sbaglio, per farlo capire a chi non capisce bene, diciamo come me, praticamente come quando tu devi avere un risarcimento, per dire, di un'assicurazione, no? Per dire, tu chiedi tot per il tuo risarcimento e l'assicurazione dice: guardi, se per adesso si vuole prendere questo acconto e poi vediamo, e praticamente succede che quell'acconto poi loro lo girano, voto e furrino, si stuino musso, è come dire i soldi glieli abbiamo dati, è pressappoco così, no? Perfetto. Perché può creare cavilli legali che tu poi, è come se poi dice: vabbè, ho accettato questi a buon abbonè. Il vice sindaco di Sant'Adi ha affermato che è stata fatta una proposta di 120.000 euro per un accordo bonario. Vorrei ricordare al vice sindaco e quindi all'amministrazione del comune di Sant'Adi che il comune ha perpetrato dei reati per noi penali facendo false dichiarazioni nel momento in cui ha consegnato l'opera, in quanto i terreni non erano di proprietà comunale ma erano di proprietà privata. Dopodiché hanno manomesso le nostre opere affidando a un'impresa del luogo la rottura delle gabbionate. Un altro reato fatto è i lavori effettuati da una terza ditta con un appalto pubblico e cui non so quello che è stato detto alla regione Sardegna per avere questi finanziamenti, hanno manomesso le nostre opere ancora prima di aver fatto l'atto di consistenza. Vorrei precisare un piccolo particolare. Noi abbiamo fatto presso il Tribunale della Sardegna, precisamente quello di Carbonia, abbiamo acceso un nostro contenzioso per un importo di circa 1 milione di euro. Su 10 domande fatte, circa 10 domande, il CTU ha espresso un importo pari a 136.000 euro che è stato giustamente fatturato dall'impresa nell'anno 2008 in acconto, naturalmente, perché tutte le altre somme sono in aggiunta.
altre opere che noi abbiamo seguito e che noi chiediamo il giusto compenso, vi è la pietra inserita nelle gabbionate, perché altrimenti vi è un illecito arricchimento da parte del comune se non paga la pietra nelle gabbionate. Oltre le decurtazioni che non sono state fatte da debitare al comune, in quanto aveva manomesso le nostre opere prima che venissero accertate da un organo esterno che è il CTU, e fino a oggi questo non è stato fatto. I legali del curatore stanno chiedendo l'addebito al comune, visto che ci sono queste somme riconosciute e certe, che sono 136.000 euro. Siamo noi come impresa che abbiamo contestato determinate decurtazioni fatte dal CTU tramite i nostri periti di parte. Quando dico la mia protesta merita rispetto, lo dico solo e esclusivamente perché lo strumento legale che ogni cittadino ha per andare contro le ingiustizie è quello di manifestare pacificamente. Io l'ho fatto, sono stato ricevuto dalle massime autorità statali e stanno aprendo dei fascicoli per vedere chi ha ragione o torto. L'azienda che rappresentavo ha messo a disposizione dello Stato, a garanzia di quello che io affermavo, le proprie proprietà e anche le proprietà dei soci. Vorrei che dall'altro lato ci fossero i comuni, i progettisti e tutti quanti che mettessero la loro proprietà a garanzia dello Stato, perché nel momento in cui si accerta la cifra non deve pagare il cittadino, devono pagare chi ha sbagliato. Non esiste il discorso che chi amministra denaro pubblico commetta reati per non dare soldi e creare sperperi di denaro pubblico, creando danno all'amministrazione. Il danno vanno pagato poi successivamente personalmente, è quello che io dico. Il comune di Sant'Agata ha trascinato anche la regione, perché non so quello che è stato affermato alla regione, non so nemmeno se la regione Sardegna sappia di quello che è accaduto in quel cantiere.